Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e voi siete sul canale di Sardinian Warrior. Bisogna decidere tra acquistare un'armatura completa, diciamo, con pezzi singoli, oppure pezzi separati. Per fare un esempio di pezzi separati, questo è una protezione per il gomito che costa veramente poco, e questo invece è la protezione per l'avambraccio che ho realizzato io. Come potete vedere è composta da semplice cuoio con delle stecche. Aperto, alla forma con un cartamodello si può realizzare tranquillamente, va messo sopra il braccio e come potete vedere viene protetto dalle steccature di acciaio. La gomitiera poi si allaccia grazie ai buchi o comunque separatamente sopra il punto che deve coprire. Ovviamente si possono anche creare dei vuoti ed è questo il maggior inconveniente nell'utilizzo di queste armature, però fatta su misura da chi la sa poi fare realmente bene è una armatura abbastanza protetta. Tra l'altro è poco costosa perché potete immaginare che cuoio e stecche vengano sicuramente molto meno rispetto ad esempio a un pezzo di questo tipo. Questa è una protezione per avambraccio e gomito unita, costa ovviamente molto di più rispetto a quello che vi ho presentato poco fa, ha un periodo storico ben definibile perché questa armatura con le stecche è diciamo metà 1300, mentre questa è già più avanti nel secolo. Tra l'altro questa costa e la mobilità che permette di avere è decisamente minore. Non realizzata da un artigiano su misura della persona è molto più scomoda rispetto all'altra invece che potete realizzare anche voi stessi. Come al solito è un equilibrio, una scelta tra mobilità, costi, perfezione anche dei pezzi che state andando ad acquistare e tutta una serie di considerazioni. Discorso simile per le gambe, potete sempre comprare dei pezzi singoli, questa è una protezione per il ginocchio ad esempio, sempre abbinata all'altra che vi ho fatto vedere per il gomito. Dicevamo, come al solito è una questione di scelte, dovete scegliere se spendere molto e avere un'armatura costruita su di voi che però sia comunque molto protettiva, anche se questo fatto riduce la mobilità, un'armatura che magari costa di meno, è vero che è più mobile, ma è anche vero che lascia parti dei più scoperte e quindi risulta meno protettiva. È sempre una questione di scelte. Esistono armature che si possono realizzare in casa relative a un determinato periodo storico e ci sono armature che invece solo persone che sanno farle ve le possono realizzare. Ad esempio alcune armature come quelle della metà e degli inizi del 1300 possono essere realizzate comprando vari pezzi sparsi e colmando insomma le lacune. Questo ad esempio è una protezione per il ginocchio, questa è una protezione per il gomito e per l'avambraccio. In questo modo si possono realizzare sia le protezioni per le cosce, per le gambe, quindi stinchi, e per l'avambraccio e per il braccio. Protezione per il gomito ovviamente andrebbe qui, i pezzi vanno tra loro legati e la parte mancante viene coperta da un ulteriore pezzettino che copre questa parte e poi mentre il resto è protetto dallo spallaccio. Lo spallaccio va in questa posizione, esistono spallacci di varie forme, poi esistono persone che si focalizzano molto sui dettagli delle varie armature, ad esempio questo non potrebbe essere considerato eccessivamente storico, insomma è un po' così, però ovviamente è anche una questione di prezzi. Voi dovete comprare un'armatura per allenarvi, possibilmente per insomma distruggerla, perché a forza di andare verrà distrutta, e insomma alla fine è anche una questione di essere molto filologici e molto aderenti alla realtà, oppure un compromesso, perché si tratta sempre di compromessi, e poter svolgere il vostro hobby o il vostro sport in totale sicurezza e anche senza spendere eccessivamente. Stesso discorso vale per le cosce, questa è una protezione completa per coscia, ginocchio e inizio della tibia. Potete vedere insomma che ha subito danni abbastanza considerevoli. Naturalmente questo pezzo personalmente può essere acquistato in seguito. Non è necessario acquistare un pezzo simile all'inizio del vostro percorso schermistico in armatura, perché basta accordarsi con il vostro sparring partner sul non colpire le gambe e le cosce, e quindi potete ben capire che non è necessario
comprare subito questo pezzo. Stesso discorso invece non si può dire della protezione del corpo. In termini molto limitati si potrebbe sempre mettersi d'accordo con il proprio compagno e focalizzarsi solo sui colpi in testa. Nei tornei ricordiamo che la testa è anche il bersaglio principale. Il corpo invece nei tornei ha un valore talvolta minore, talvolta equiparabile alla testa, e le mani a volte non sono neanche considerate, le braccia talvolta valgono un punto come le gambe d'altronde. Quindi potete ben capire che anche in questo caso l'armatura può essere più o meno necessaria. Naturalmente quando si va a fare un torneo l'armatura deve essere completa, non devono esistere parti scoperte. Per proteggere petto, insomma fianchi, è consigliabile invece una bella brigantina. Questo oggetto, che ora appoggerò perché fa veramente un suono allucinante, è quello essenziale, soprattutto il più comune nel 300, per proteggere diciamo il corpo del combattente. Tra l'altro è facilmente realizzabile anche in casa con una pressa, una morsa, un tubo di ferro, qualche lastra da 1,5 mm, 2 mm, è veramente semplicissima da realizzare. Tra l'altro io ne ho realizzate negli anni 3 o 4 per degli amici e se ci sono riuscito io ci può riuscire chiunque. Per le brigantine talvolta non è necessario proteggere questa parte del petto, perché diciamo che la protezione arriva quasi sino alla bocca dello stomaco e poco più in su, e le due placche che poi compongono il petto a volte non sono necessarie nei tornei intesi uno contro uno duello. In altre occasioni invece è ben necessario proteggere tutto il petto. Altro elemento essenziale per combattere in armatura, a meno che non stiate facendo duello spada contro spada, che in questo caso potete vedere è questa qua, è tenuta a due mani o una mano e mezza, a seconda di come la si vuole chiamare, ed esistono categorie apposite per duelli in questo senso. Altri duelli invece, almeno è quello che hanno sviluppato negli ultimi anni, sono quello con spada a due mani o una mano e mezzo, duello con spada e scudo e spada e boccoliere. Quindi ogni categoria ha diversi stili di combattimento, e se poi volete competere in maniera quasi professionistica esiste proprio un torneo in cui dovrete provare ognuna di queste categorie. Per quanto riguarda spada e scudo, perché ovviamente questo si usa insieme alla spada, ovviamente l'altra protezione necessaria per combattere è il vostro caro scudo medievale. Potete vedere che lo stile di combattimento è ovviamente limitato talvolta a utilizzare, almeno nei duelli, la spada, mentre nelle battaglie o battagliole, bohurt, chiamateli come volete, si utilizzano anche altre armi. Lo scudo è comunque quasi sempre essenziale, perché potete ben capire che ricevere i colpi sullo scudo non è come riceverli le parti, diciamo, talvolta anche poco coperte dell'armatura. Tra l'altro, tanto per farvi un'idea di quanto può resistere uno scudo, potete vedere che questa parte è assolutamente molle, perché il legno che all'interno è assolutamente esploso in 1000 parti. Tra l'altro questo è un metodo di realizzare gli scudi che personalmente consiglio a chiunque di usare il cuoio sia fuori che dentro. Sarebbero ore e ore di cose da cui discutere sull'argomento, però personalmente queste sono le parti essenziali che dovete avere se volete iniziare a fare questo tipo di sport, quindi elmo, guanti, una spada, uno scudo e poi tutto il resto verrà col tempo. Spero che il video sia stato informativo, utile e magari anche divertente. Un caro saluto e a presto. Ciao!